Non è Dai cazzo, a Scogna dov'è Scognamiglio? Ma Scognamiglio è ancora lontano un miglio. Vai a cagare, te e le tue battute di merda. Ho puttane e collane, mio fratello ha le lame. Guardie mi stanno cercando, fanculo, le guardie sono cosa nostra. In realtà Vittorio Le Donne ha ancora la tessera di iscrizione alle SS ed è anche molto fortunato perché ha la numero 88. Signor Gazzola, la chiamo per conto della questura. Qui c'è la povera Dalila con il suo avvocato. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Whatever it takes. Invece li metto io, perché avrò l'orgoglio di aver insegnato a questi scopatori di africani che esistono anche i preliminari. I nostri valori da mantenere. I nostri tre principi principali sono La libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Fra 3 mesi si sgombera. Basta. E allora, signori, buonasera. Adesso in onda su Radio Libertà. I Barbari Eleganti. Buonasera, buona Schlein a tutti e bentornati. Questa è l'ultima puntata con i Barbari Eleganti. Qui con voi c'è sempre Gaz insieme al buon Vittorio Le Donne. Ultima puntata di questa stagione, cioè precisiamo Gaz, non cercare di scappare adesso. Assolutamente no, saremo presenti, si spera. E il buon Marco Rubeo. Buonasera a tutti per l'ultima volta. E il buon Luca Scognamiglio, che voi dovete sapere che il buon Luca Scognamiglio ci ha riferito che d'estate il suo cognome cambia, non è più Scognamiglio, ma è lo scoglio di un miglio. Benvenuto Ma Luca. vai a cagare. Io buonasera a tutti, voglio chiedere la cancellazione immediata di questo programma dal palinsesto di questa radio. Sarebbe la cosa migliore e la cosa che mi auguro di più. È una vergogna, Gazzola, è una vergogna. Hai fatto una stagione a fare battute di merda. Oh, una buona. E penso che ne Ce ne fosse fare stata anche una un'altra. No, mi batterò. Piuttosto farò anche uno sciopero della fame, ma questa trasmissione si ferma qui. Quella di oggi sarà l'ultima puntata. Anzi, se volete anche andarcene adesso, mandiamo un'ora di musica, tanto c'è tanta bella musica da ascoltare, noi ce ne andiamo e chiudiamo qui. E sarebbe comunque meglio di un'altra puntata dei Barbari Eleganti. Assolutamente meglio. Io mi dissocio, ma ci tenevamo anche a ringraziare chi? La redazione. Ci tenevamo a ringraziare la redazione di Radio Libertà per non averci cancellato il programma, di averci fatto finire la stagione e niente, a me sembra un miracolo quello che è successo in questi 7 mesi, non so voi, però boh. Esatto. Un miracolo o una tragedia, dipende dai punti di vista. Una tragedia come il treno che non è passato neanche in Molise. Infatti la Schlein ha ampiamente perso anche in Molise. Ci sono state le elezioni settimana scorsa, elezioni molto importanti, elezioni regionali del Molise, dove anche il centrodestra ha stravinto anche lì. Quindi grazie alla Schlein, grazie a Conte che ci regala di nuovo un'altra partita importante. Che tra l'altro per la prima volta il candidato era del centro-sinistra, però dei 5 Stelle. Di solito erano i 5 Stelle che facevano la stampella al PD, invece adesso è il PD che ha fatto da stampella ai 5 Stelle. E come è andata? Allo stesso modo, non è cambiato un cazzo, allo stesso modo. Però dai, elezioni importanti. Sì. In una qualsiasi... Allora, in un municipio di Milano ci sono più abitanti del Molise. No, è per dire che sì, si è avuto comunque lo stesso effetto che si è avuto nelle altre regioni, però non è che
un campione così, non guardarlo in quel modo. Cioè, Campione d'Italia. Sì, Tra l'altro magari. c'era anche Emilio Izzo, candidato civico, con la lista "Io non voto", i soliti noti, e nel logo della lista c'era il simbolo, il disegno di un maiale, e la lista ha preso lo 0,9% e lui in persona l'1,4%. E ha Quindi, preso parecchi voti comunque, quindi se guardiamo mi in sa che termini il maiale numerici. ha fatto spec. Vabbè. Il maiale è caduto e ha fatto spec. Va bene. Non bastava Gaz con le battute di merda, dovevi metterci pure tu con le battute, dai. Possiamo chiudere? Dai, andiamo via. Perché dobbiamo andare avanti? No, ma a proposito di battute, di robe pessime, un pessimissimo articolo Di che giornale? ovviamente di Repubblica. Salutiamo Repubblica, gli amici dell'Espresso, che ogni volta ci deliziano con queste perle. Infatti, voi sapete che settimana scorsa, anzi forse 2 settimane fa, sono iniziati gli esami della maturità. 3 settimane fa, si stanno ancora concludendo gli ultimi esami orali, e Repubblica ci delizia con questo articolo dove titola "Eterosessuali, maschi nostalgici, ecco gli italiani secondo le tracce", tra parentesi inattuali, "del tema alla maturità". Sì. Cioè, in un Nessun articolo accenno alle donne, ai migranti, migranti. alla crisi ambientale nei titoli dei compiti assegnati agli studenti. Nel 2023 si va verso il futuro sognando il passato. Sognando il passato. Ma voi vi rendete conto del livello di Repubblica? Praticamente ha insultato gli studenti che, facendo l'esame di maturità, hanno scelto quella traccia, cioè, e già questo è abbastanza assurdo. Poi bianco, maschio, etero, mi ricordo tanto una nota giornalistica che andava sulla 7 quando non sapeva come replicare al dibattito, un dibattito in cui veniva coinvolto, e tirava sempre fuori 'sta solita manfrina del bianco, etero, maschio sessuale, vabbè, eterosessuale, e tutte 'ste cavolate, veramente Maschile, borghese, eterosessuale, bianca, sovranista e anche un po' luddista. Questa è l'Italia sulla quale sono stati chiamati a riflettere i maturandi del 2023. Un'Italia che, grazie al cielo, non esiste. Però hanno anche dei difetti. Hanno anche dei difetti, esatto. Maschile, che poi, cosa vuol dire borghese, maschile? eterosessuale, C'era anche una traccia anche su dei Oriana difetti. Fallaci. Oriana Fallaci non è una donna. No, Per loro no. Per loro eventualmente no. No, perché una donna non comunista per loro non è una donna, evidentemente. Che imbarazzo. Però fammi vedere chi è l'autore di questo articolo, per favore. Perché hanno anche degli autori. Elena Stancanelli. Adesso andiamo a cercare, gli mandiamo una bella raccomandata in cui scriviamo per filo e per segno tutte le cose che non vanno bene in questo articolo. Cioè tutto? Esatto, grazie Vitto. Comunque incredibile, quindi mi state dicendo che per la sinistra Oriana Fallaci non è una donna, ma Rosy Bindi sì? Sicuramente sempre più bella che intelligente, quello sì, quello sempre. Bisogna guardare il contenuto, al di là delle apparenze. Uno può essere bello, brutto, vabbè, mi fermo qua. Alto, basso, può essere bianco, eterosessuale, nero, omosessuale, può andare al tutto quello che Pride, non vuoi. può andare al Pride, non so. Assolutamente. Poi c'è qualcuno che è andato al Pride. Sa di là. Ma Gaz, sei tu che ti vergogni di ammettere certe cose, cioè lo sai che io non lo confermo. Io non difendo chi porta avanti le idee molte idee del Pride, mettiamola così. Beh, perché non sapevo che il Pride fosse una persona con delle idee. Tra parentesi c'è stata una discussione tra me e il Vittorio, una discussione molto animata in queste 24 ore. Unilaterale, dato che solamente uno dei due pensava mentre l'altro sparava cazzate, però lasciamo piccolo spoiler, credere. Quello che pensava ero io, quello che sparava cazzate, ragazzi. Non l'avevano capito. Io non l'avevo un po' come le battute, cioè il livello. Sostanzialmente si è tornati sul discorso del Pride, dei diritti cos'è che erano, diritti civili, ma soprattutto della GPA, no? Dell'utero in affitto. Secondo qualcuno bisogna evolversi e quindi bisogna essere sostanzialmente, praticamente favorevoli
a questa nuova pratica orribile, schifosa, da condannare, sia che lo faccia un omosessuale e una coppia omosessuale, che lo faccia anche una coppia eterosessuale. Secondo me non va proprio fatta. Secondo altri, secondo i moderni, secondo quelli che pensano, invece, questa bellissima pratica, che non sembra il supermercato dell'Esselunga, ma sembra proprio una pratica naturale, fai da te, invece è qualcosa di buono, che guarda al futuro, di No, qualcosa ma di scusami, evoluto. dire che gli omosessuali vanno bene, ma non va bene la GPA perché rovina la famiglia naturale, quando statisticamente sono più le coppie eterosessuali di quelle omosessuali che utilizzano la gestazione per altri, è una grande cagata. No, concorderai con me per dire che è una grande cagata. Si è detto un'altra cosa. Noi siamo contrari all'utero in affitto, alla pratica dell'utero in affitto. Tu sei contrario, parla certo per te che stesso. sono contrario, certo che sono contrario. Ma fate schifo. Ma fate schifo tutti quanti. Ma fate schifo tutti quanti. Noi siamo contrari a questa pratica abominevole dell'utero in affitto, però che tratta i bambini come se fossero delle merci del supermercato. Gaz, è il 5 luglio, sono le 8 di sera, è piena estate. Ma noi di parlare di questi argomenti? Ma no, perché mi ha provocato. No, ma è un provocatore, quello del peggio di Parenzo. Di un po' più leggero. Esatto, dai. però fammi dire che se l'Esselunga dovesse aprire un reparto bambini, comunque sarebbe interessante. E ci andrà il buon Vittorio, perché il buon Vittorio è un comunista e mangia i bambini. L'abbiamo sgamato all'ultima puntata. Ti sei fatto fuori da solo. Ma guarda, innanzitutto il comunista lì, anche per tua stessa missione, qui sei tu, cioè hai fatto coming out come comunista da molto tempo. E Io comunque lo sai che io all'antica. odiando i bambini, quindi me ne sbatto il Secondo me cazzo. Vittorio preferirà la prof assente da 20 anni su 24, destituita dal MIUR, perché Giusto per tornare a parlare del tema scuole. Questa professoressa praticamente è stata, se non sbaglio, è quella che è stata poi ricontattata e che ha risposto praticamente: scusate, ma adesso sono al mare, ho solo fatto 20 anni su 24 di servizio in vacanza, adesso sono al mare, devo pensare ai cavoli miei, ne riparliamo quando torno. Questo molte volte è il livello che c'è all'interno delle scuole. Ci sono professori sicuramente bravi, che ci hanno passione e portano a casa anche i risultati, e ci sono anche altri professori che, meno male, sarà sicuramente una minoranza, che invece si comportano più o meno professoressa come questa qua. Professoressa ordinaria della scuola secondaria di Chioggia, che su 24 anni di lavoro è stata assente 20 anni. Una vita in vacanza, spese dei contribuenti. Come quelli del reddito di cittadinanza, d'altronde. Ora che i due democristiani hanno finito qui di parlare, quello che bisogna chiedere al ministro Valditara di fare non è ora di fare i democristiani, dire sì, ci sono gli insegnanti che sono bravi, bla bla bla. Bisogna dire solo una cosa: quando certa gente c'è ancora nelle scuole, va fatta una sola cosa: licenziare. Pensavo dicessi sparare a vista, quindi. Non ci sono altre possibilità. Questi mangiapane a tradimento del settore pubblico, che continuano a vivere alle spalle del privato e dei cittadini che pagano le tasse, non bisogna permettergli di andare avanti così. Sono ultra tutelati, non li puoi mai licenziare. È arrivato il momento che certa gente che non fa un cazzo dalla mattina alla sera venga licenziata venga licenziata e che gli si faccia perdere il lavoro, punto. Ma però io invece voglio andare controcorrente, voglio dire che in realtà questa professoressa ha fatto molto bene, ma ha fatto molto bene per un semplice motivo, perché questa professoressa ha sfruttato una cosa che nel nostro paese non funziona, ovvero il settore pubblico. È uno schifo, è una vergogna, è tutto il settore pubblico che andrebbe cambiato. Non è il problema di questa professoressa. Questa professoressa ha sfruttato un qualcosa che in questo paese non ha mai funzionato. Non ha mai funzionato. Poi ovvio, questa qua è una cogliona e deve... È il caso più eclatante. È un caso eclatante. Ma anche io ho avuto un professore così, queste persone dovrebbero pagare, ovviamente,
e ridare indietro i soldi che hanno preso dallo Stato, ma questo identifica una cosa, che in questo paese il settore pubblico è da cambiare profondamente, se non da abolire tutto quello che è pubblico. Vabbè, qui sta scherzando. Però posso dire un'ultima cosa, poi magari mandiamo in onda il pezzo, ma è vero che il settore pubblico molte volte c'è una visione cattiva del settore pubblico, però anche è vero che recentemente c'è stata, secondo me, una riforma a tratti rivoluzionaria sulla pubblica amministrazione, la riforma Brunetta, che ha responsabilizzato ancora di più i dirigenti pubblici sulla falsariga del settore privato, no? Quindi chiaro che ci vuole tempo, ci vogliono ulteriori riforme, ulteriori interventi, però secondo me già il lavoro che è stato iniziato qualche anno fa sul settore pubblico sta andando nella giusta direzione. Il fatto di responsabilizzare, di dare più compiti, più responsabilità, e quindi poi se uno sbaglia paga, è il solito principio che noi portiamo avanti da tempo, è secondo me qualcosa di positivo. E speriamo che anche nei fatti sia così, non solo nei testi delle riforme. Che anche nei fatti poi verrà applicato anche in questo, e soprattutto in casi come questi. Esatto. Grande Brunetta, quando c'era lui. Va bene, ora andiamo con la prima canzone. Ma è presto, a noi mica... Rieccoci su Radio Libertà. Sex over the phone dei Village People. Mamma, come l'hai detto. Bene, prossima notizia. Allora, sempre riguardo il tema scuole, alunni scoprono il profilo della loro professoressa su un sito per adulti. Alcuni si iscrivono. Il business di Sofia Coste. A Sofia Coste non bastava il suo lavoro da insegnante, il reddito era infatti troppo basso. Così ha deciso di iscriversi ad un noto sito per adulti, chissà quale, sarà sempre lo stesso di cui parliamo sempre. Non aveva previsto però che i suoi alunni l'avrebbero scoperta. Molti di loro si sono persino iscritti al suo account. E quindi è stata invitata a cercare altre opportunità lavorative, insomma. Davvero? Sì. È stata invitata a lasciare il posto da insegnante? Nello specifico non lo so, però... Che paese barbaro. Comunque, fatemi dire, Vittorio sicuramente tra gli iscritti al canale di questa professoressa e se fossi un suo studente sarebbe il primo ad appoggiarla in questa grandissima scelta professionale, vero Vitto? Certamente, c'è libertà di poter scegliere il lavoro che si vuole.
se il reddito della signorina, credo sudamericana, da quello che dice l'articolo, era troppo basso, non è giusto che abbia provato a cercare un'altra strada per guadagnare. Comunque, ovviamente, poi lasciatemi dire, c'è da che pulpito, da paesi sudamericani dove comunque c'è un sistema di scuole pubbliche come quello italiano, dove c'è inefficienza, non funzionano, però il problema è che la professoressa abbia OnlyFans, non le puttanate che fanno i professori nelle scuole pubbliche, cioè tipo stare attenti 20 anni su 24. Esatto, quelle lì non vengono punite, cioè viene punita se ha OnlyFans, perché giustamente siamo in un mondo di puritani di merda che volgare. Così, caro Marco. Comunque un paese di puritani dove se una persona lavora nel mondo della pornografia o dell'hard, comunque viene vista come una poco di buono e viene marginata da gente come Gazza, ad esempio, o come Marco, che sono due democristiani. Non è vero, anzi magari avessi avuto una professoressa del genere. Esatto. Gazza, secondo te una così andrebbe licenziata? Tu la licenzieresti? No, secondo me no. Ormai la nuova frontiera è anche su quelle OnlyFans, no? Fare meglio, lo so, io lezioni. Sapete, io sono quella generazione che ha fatto gli ultimi anni in DAD. Adesso non so questo qua che cosa insegnasse. Cioè, immaginate delle video lezioni con una professoressa del genere. Ma non lo so cosa insegna. Cioè, lei cosa insegna? Ma non lo so. Secondo me, no, ma secondo me va anche bene, cioè, non c'è motivo di licenziare. Mi ricordo un po' il caso che c'è stato anche a Torino, anche in questi mesi. Non so se l'avete letto, dei due avvocati donne, che praticamente mettono foto un po' spinte e per questo sono quasi state radiate dall'ordine degli avvocati di Torino. Io penso che finché fanno il loro lavoro fatto bene, come si deve, va tenuto. Nel momento in cui poi commettono delle gravi violazioni sul lavoro, allora a quel punto ok, però anche perché una fa parte di OnlyFans, il profilo su OnlyFans, allora deve essere licenziata. Secondo me poi gli studenti sarebbero anche più interessati a conoscere. Interessati agli argomenti di lezione. Esatto, ma a parte questo, comunque, tornando al caso di Torino, io davvero non capisco, non concepisco come possa un ordine poter decidere se una persona può lavorare o meno in base a cosa fa nella sua vita privata. Quello che diceva Vittorio era assolutamente corretto quando dice che viviamo in un mondo di puritani dove tutti fanno vedere, si mostrano come puri, ma in realtà non lo sono, e giudicano chi non lo è o chi vive la propria vita come vuole. È uno schifo ed è una vergogna, ed è uno schifo che uno Stato, perché comunque ci troviamo in un paese dove sempre le persone hanno cercato di farsi vedere puri, di farsi vedere belli. È uno schifo che in uno Stato un'ideologia del genere vada avanti e continui ad andare avanti e influenzi la vita di altre persone. In questo caso di Torino è un caso abbastanza imbarazzante, ma come sarebbe imbarazzante il caso di questa professoressa, che poi è successo in Sud America. Non me ne frega un cazzo, in Sud America possono fare quello che vogliono. Ma l'Italia bene o male su certe cose è simile al Sud America. Esatto, no, ma io parlo del caso specifico. Se fosse stato un caso italiano mi sarei incazzato ancora di più. Io vorrei far notare questi... No, riaccendi. No, tanto Vittorio ce l'ha. Dai. Se sei un uomo lo riaccendi. Mo riaccendilo. Allora, uno da una parte... Dai, sblocco. Dai, mo siamo in ballo, balla. Mo siamo in ballo. Davanti a tutti, allora, noi seguiamo uno che stava mettendo like ha cominciato a seguirla, un altro, dai, fai vedere in camera. Mettiamo like contro i puritani. La nostra professoresse contro i puritani. Benissimo. Cioè, guardateli, mentre uno parla sta anche facendo un discorso serio, un discorso condivisibile. Questi qua vanno lì sui profili Instagram, contro le carsibate, anche il profilo backup, quindi direi per sicurezza di andare a seguire anche questo. Sì, però metti in mostra le mani, Vitto, che siamo comunque in radio, ci siamo noi vicino, non vorrei che già rischiamo querele, abbiamo rischiato querele per molto meno. Sì,
Beh, tipo te che hai detto a un ministro. Tipo non ripetiamo. No, non Tra l'altro oggi c'è stata una bella frase del ministro Santanchè in Parlamento, in Senato, adesso non so bene dove si trovasse. No, si trovava a San Vittore, se non No, sbaglio. No, per carità. Sì, però perché per non stuzzicare il buon Scognamiglio No, che è da... perché c'è una pagina, giorni. Garantismo. C'è una pagina Instagram, no, che è molto seguita, che tratta un po' i temi politici, eccetera. Si chiama, non so se può fare pubblicità, vabbè, non dico il nome. Il fatto sta che ha paragonato una frase della Santanchè di oggi, che praticamente dice che la politica ieri mi chiamava per raccontare Alpiglia, rispetto a una frase, l'ha paragonata con una frase di Bettino Craxi, la famosa frase dove ammise che insomma tutto il Parlamento era colpevole di prendere tangenti, ve la ricordate, adesso non ve la starei a rileggere. Ecco, questo per evidenziare un po' come sono cambiati i tempi dagli anni 90, dall'inizio degli anni 90 ad oggi. Breve parentesi, abbastanza seria. Cioè tu hai davvero appena paragonato Daniela Santanchè a Bettino Craxi? No, non ho paragonato io ho ripreso un paragone. Io ho una pagina fatto che secondo me fa anche, cioè in un certo senso nella sua tragicità fa anche riflettere come sono cambiati i tempi, no? Esatto, infatti hai detto bene. Io invece voglio fare il paragone tra i due, perché uno è andato ingiustamente esiliato da questo paese, mentre un'altra persona dovrebbe essere esiliata immediatamente da questo paese. No. Noi, la redazione di Radio Libertà, si dissocia dalle parole di Luca Scognamiglio. Noi siamo garantisti e quindi se ovviamente non c'è neanche un'indagine. Anch'io sono garantista. Quello che dico lo dico per semplice ironia. No, non ironia, è perché questa persona mi sta profondamente sui coglioni, proprio a pelle, e quindi vederla dietro le sbarre mi farebbe anche arrapare un sacco. Ma dai! No. Però posso spezzare una lancia a favore del ministro Santanchè, perché oggi sì, invece posso, perché poi noi abbiamo ricordato il presidente Berlusconi qualche settimana fa, quando è morto, pace l'anima sua, lo ricordiamo con tanto amore, tanto affetto. Però anche oggi in realtà è successa una cosa scandalosa che qualche anno fa succedeva al ministro Santanchè, al presidente Berlusconi. Cioè, scusa, tu dopo aver paragonato della Santanchè a Bettino Craxi, ora lo paragoni pure a Berlusconi. Che oggi c'è stata un'altra schifezza da parte dei giornalisti, da parte di una parte dei giornalisti, poiché il ministro Santanchè si è ritrovato indagato non con un avviso di garanzia, ma con un articolo di giornale. Cioè, mi sembra normale questa cosa? No. Sì, ma oggi proprio sul giornale, il Domani, praticamente ha fatto non so, adesso ho letto velocemente la notizia, ma sostanzialmente ha detto che questa qua è indagata, che verrà condannata, che tutte queste solite cavolate, cioè ha subito già un processo mediatico prima ancora del processo vero e proprio. Quindi anche a distanza di anni ci ritroviamo nella medesima situazione, per cui qua in questo paese prima viene indagato e condannato dai giornali, poi viene indagato e condannato eventualmente, o meglio assolto, in tribunale. È vero, è uno schifo, è una vergogna assoluta, però non me ne frega un cazzo. Quindi, comunque anche senza processo, per me può sempre fare fire stasera. Esatto, per me possono anche evitare di fare un processo a questa persona, possono direttamente dai, smettiamola di parlare dell'onorevole. Dire solo una cosa, innanzitutto che bravissimo Scogna, hai detto quello che è successo e che andrebbe fatto in maniera molto lucida, molto corretta. Ma che vergogna. E secondo, fatemi spezzare anche un'altra lancia al povero Bettino Craxi, che sta a Silvio Berlusconi, infangata la loro memoria paragonandoli alla Santanchè, e dire una cosa ai nostri alleati di Fratelli d'Italia, che fanno le barricate per la Santanchè mentre rompono le palle a Giorgetti quando dice una cosa sacrosanta come approvare il MES. Ma che cosa c'entra? Ma per carità, l'hanno detto dei tecnici del suo ministero. Ma che paragone è? Ma scusa. Ma certo, scusami, fai le barricate per la Santanchè e non rompi le palle a Giorgetti, ma dai, ma non scherziamo. Per carità, ognuno difende i propri esponenti, carità, va bene tutto. ed è anche giusto così, però insomma, posso normale. dire poi
prima si è parlato, avete accusato voi due. È vero, Scogli, è normale che ognuno difende i propri uomini. Soprattutto voi due, mi riferisco a Luca e a Vittorio, avete paragonato, cioè avete detto che questo paese è fatto pieno di puritani, no? Però poi ne riparliamo fra qualche settimana, quando voi due puritani, adesso che fate tanto i santerellini, che insultate la Sant'Anché, che insomma tirate fuori le solite vostre cavolate da bar, poi vi richiameremo quando vi beccheremo fuori dal Twiga a fare la fila, che manderete un messaggio al ministro Sant'Anché per poter entrare ed avere il privé saltando la fila. E poi dopo direte grazie ministro per averci fatto entrare. Vi dovete solo vergognare. Ma io non sto facendo il puritano. Io sto semplicemente dicendo che questa persona... No, allora, lascia stare questa storia del Twiga, lascia stare. Dai, lascia stare. Non sto facendo il puritano, è diverso. Sto semplicemente dicendo che questa persona a me sta altamente sui coglioni. Vabbè, ed è una cosa agli diversa. ascoltatori di Radio Libertà non interessa. Ma secondo me interessa cioè, nel anche senso, a loro. Non è utile ai fini del dibattito politico. Perché sto vedendo una persona... Perché questa è la prossima notizia che ora vorrei che è Scognamiglio lanciasse... quando verrà beccato fuori dal Twiga a chiedere alla Sant'Anché di entrare dentro il Twiga. La prossima notizia che vorrei che lanciasse il buon Scusi Vito. ministro, mi fa entrare, saltare la fila, eccolo. Sì, beh, dato che comunque mancano pochi minuti alla pausa, dovremmo iniziare ora e poi continuare dopo. Vai. Il sindaco di Lione che sovvenziona gli ecosessuali che fanno l'amore con le piante. In pratica, cosa ha fatto il sindaco di Lione? Ha finanziato questo spettacolo con degli attori e che fanno una rappresentazione della ecosessualità, cioè di avere un amplesso. Tu sicuramente lo sai, che cos'è? Di avere un amplesso con dei vegetali, quindi delle piante, degli alberi. No, sto zitto. No. Stavo per fare una battuta. Lo so, l'abbiamo pensato tutti, ma non diciamo. Quando si parla di inseminazione artificiale. Per favore. Allora, Vitto, quindi com'è sta storia? Tu che ne pensi? Secondo te come la penso? Cioè, mi sta sul cazzo il fatto che abbiano utilizzato dei soldi pubblici, però se vogliono assolutamente avere dei rapporti con dei vegetali, cioè più con delle piante, ecco, diciamo, meglio così, a sto punto lasciamoglielo fare. Ma dai. piantate È libertà, schifezze, è piantate piantate le ecologisti, piantatela anche voi. ragazze, che ho visto che qui fuori ti stai baciando con un cespuglio, dai, ma smettila. Ma che scene, cioè in una Francia che va a fuoco ci dobbiamo trovare queste porcate qua, ma mi pare normale. Comunque la Francia non è mai stato un paese normale, qua lo dico, qua lo nego. Beh, anche adesso non è che... Anche non so adesso... cosa sta succedendo in Francia. E a proposito della Francia, poi... Ma no, ma che a proposito della Francia, io voglio sentire cosa ha da dire Luca Scognamiglio sugli ecosessuali. È vero. Dacci la tua opinione. Darò un'opinione assolutamente senza senso, assurda, ma che per me un senso ha, ovvero che questo sindaco fa parte di un partito che rappresenta tutto quello che odio, ovvero i Verdi. Per me andrebbero sterminati, quindi non posso... No, ovviamente in senso politico. Sì, certo. Però proprio per questa ragione non posso accettare una roba del genere. Fosse arrivata da qualche altro esponente politico, sì. E quindi devi dirci cosa pensi degli ecosessuali. No, vai a fare in culo Vittorio, tu e gli ecosessuali. Che canzone mandiamo? È Pippo di Nello Taver. Olè. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Rieccoci qua su Radio Libertà. Ovviamente era per introdurre un tema legato alla droga. Ma no. Questa canzone qua, non perché sosteniamo questo Ma che pazzo tema legato qua. alla droga? Però Ora c'è il proprio gesto estremo di Vittorio. No, proprio per parlare di un tema. Però abbiamo prima una chiamata. Pronto? Allora, una roba, prima che vi facciate. Eccolo. Un uomo che è appena diventato maturo. Bravo, un applauso al buon Nick. Nick che ha fatto la maturità. No, non Allora, lo fate. adesso che sono maturo posso dire una cosa in più. Sì. Ok. Che è il risultato di molti studi, di tanti anni, pensate un po' 7 anni anziché 5. Mi raccomando, dopo andate pure a farli. Rimanete a destra che quelli della sinistra ce l'hanno piccolo. No! Ce l'hanno piccolo, a meno che alcuni non... No, noi ci dissociamo da questa cosa. Io penso, quelle sono cose naturali che vabbè, insomma, questo è anche un po' di body shaming se non sbaglio. Voi che dite? Eccoli. Io dico solo una cosa, se no Nick ha pensato questo studio scientifico mentre sta facendo una sega in banca. No. Ci sono anche delle persone di una certa età che ci seguono. Viva i nostri falegnami. Mamma mia, che degrado. Allora Vittorio, a proposito, però Nick, posso cogliere la palla al balzo, perché il buon Vittorio ha parlato di insomma, ha lanciato un termine. Io voglio rifarmi un attimo alla frase di Briatore di qualche giorno fa, no? Sempre inerente a quello che ha detto Vittorio, perché Briatore ha detto, insomma, ci vorrebbero più falegnami, più artigiani, più figli di artigiani e meno laureati. E tu che ti sei appena insomma diventato appena maturo, Briatore ha anche detto che oltre al fatto che ci vorrebbero più falegnami, più idraulici e tutto, ma che sei col viva voce? Ma togli sto viva voce, Nick. Togli il viva voce. Non sono in viva voce. Oltre ad aver detto questa cosa, ha detto che insomma l'università è diventato un posto per disoccupati. Tu che cosa ne pensi? Ma allora, ne parlavamo l'altro giorno nel circolo di Alexis. Di fatto sì, perché se ci pensate, purtroppo è troppo pieno nei licei di persone che insegnano, che non hanno mai fatto altri lavori, che non vogliono, non cercano neanche l'umiltà di accettare il dialogo col mondo dell'industria e dell'impresa. L'orientamento è chiaro che è fatto male e ci sono persone troppe che scelgono corsi di laurea senza un minimo sbocco, ma perché bisogna farli, bisogna fare l'università, e infatti i dati occupazionali parlano chiaro, sono disastrosi, costa un sacco di soldi ai contribuenti formare veramente tante persone che ormai per abitudine scelgono l'università, ma queste sono fatte anche le politiche, specialmente della sinistra, che sono state tutte improntate al bisogna studiare fino a 50 anni, bisogna dare questo diritto allo studio. E si è confuso il discorso di inclusione col discorso di merito. Infatti è una cosa positiva che si chiama il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ottimo. Assolutamente. Ma anch'io condivido questa posizione. Poi c'è stata prima una sparata, ma poi era una cosa un po' provocatoria per questo, no? Quindi grazie al buon Nick. Grazie al buon Nick per questo ultimo intervento. Mi raccomando, ricordatevi che la Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, noi del centrodestra ce l'abbiamo duro, quelli della sinistra ce l'hanno piccolo. No, assolutamente. Bene. Grazie al buon Nick. Grazie Nick. Allora, grazie. Ora siamo arrivati a un punto che è praticamente la fine. Preparati a fare il video, Gaz, ovvero Vittorio stasera farà un gesto estremo che penso che non si sia mai fatto a Radio Libertà, penso, ovvero sei pronto? Stai facendo il video? Ma che cosa sto vedendo? Ovvero, cosa avevamo detto? Io non sono testimone fino a quando vieni più in qua. Beh, come da sondaggio, noi essendo delle persone democratiche lo rispettiamo, cioè fino alla fine della prima stagione. Ok, quindi ora tieniti non vedo un cazzo, aspetta. Vabbè, tu dove devi tenerla, e ora Vittorio Le Donne si taglierà i baffi in diretta. Le scene imbarazzanti. Vieni qua. Di qua. Madonna, ma che... Allora, per chi non sta vedendo la scena, Vittorio si sta tagliando i baffi in diretta.
non so se l'inquadratura gli rende giustizia, una scena veramente importante, Gazza è scandalizzato. La cosa più divertente secondo me non è Vittorio, ma è la faccia di Gaz di disapprovazione. Però posso dire che è la giusta ricompensa per tutte le battute di merda fatte quest'anno. Esatto. Quindi Gaz, ti becchi Vittorio questi Ma guarda, oh, e dopo mesi e mesi e mesi di barba e baffi, ecco Vittorio. Sai che non ti riconosco? Neanch'io. Ma che scena raccapricciante. Adesso dopo puliamo qua, ovviamente non lasciamo la sporcizia. No, già che è tutto pulito, ripuliamo di nuovo. No, bene. Io sono scandalizzato perché poi in queste puntate noi abbiamo assistito a di tutto e di più, no? Abbiamo assistito. Dai, facciamo un po' un recap di questa prima stagione. Io direi che al primo posto sicuramente va quello schifo di panino che voi vi siete mangiati in diretta con la farina di grillo. Quella è stata la cosa più epica. Quella è stata la cosa più epica, per non parlare delle tante censure che vi ho dovuto imporre, perché sennò se fossero state anzi, se le avessimo mandate integrali così com'erano, probabilmente non solo ci avrebbero fatto chiudere la puntata, ma ci avrebbero anche ingabbiato. Vi avrebbero. Posso dire io che non c'entro dopo nulla, il comportamento di Scognamiglio di questa sera, se questo programma continuerà, ma per non parlare, è sbagliato. No, ma per non parlare poi dei viaggi esotici del buon Luca Scognamiglio, che lo chiamavamo su guerra in Turchia, in Tunisia, in Algeria, in Marocco. Cosa ci andasse a fare in quei posti solo lui lo sa. Probabilmente smerciava un po' di pioppo, non lo so, però insomma ci sono stati tanti momenti salienti in queste puntate, ma penso, no, che la testimonianza di Dalila che tu non vuoi ricordare. Dalila, sì, no, per carità, però penso e spero di avervi portato un po' a voi ascoltatori un po' di allegria nelle vostre ore, un po' di ignoranza, un po' di trash, un po' di ignoranza, un po' di trash che nella giusta dose. Facciamo vedere Vittorio intanto. Guardate Vittorio, guardate Vittorio senza baffi. Io non lo riconosco più, veramente è stranissimo. Io mi rivolgo alle nonne: secondo voi Vittorio stava meglio con i baffi o senza baffi? Ma smetti ragazzola, noi siamo delle persone democratiche, abbiamo ascoltato il popolo e gli abbiamo dato quello che voleva, cioè me medesimo con i baffi fino alla fine della stagione. Giustamente ora che la stagione sta arrivando agli suoi sgoccioli abbiamo fatto vedere che noi rispettiamo quello che diciamo, quindi mi sono rasato i baffi, caro Gaz. È puro rispetto della democrazia e dei nostri ascoltatori che evidentemente tu non vuoi rispettare. Però io non sono d'accordo con questo gesto, avrei preferito Vittorio coi baffi ancora a lungo e in quanto un odiatore seriale della democrazia non accetto neanche questo voto, quindi vergognatevi. Come non accetti nessun voto? Non accetto nessun voto in particolare, questo nello specifico comunque. Ma accetta di andare al Twiga e saltare la fila poiché scriva il ministro Santanchè. Ora, Luca Scognamiglio ha estratto dei bicchieri e non si capisce bene, ha estratto anche una bottiglia. Oh, signore, una cosa che non si potrebbe, non si dovrebbe fare, ma se lo fa Amadeus su Rai 1 la notte di Capodanno, ci tengo però a precisare una noi. cosa, ci tengo però a precisare, perché io ovviamente non ne sapevo nulla di tutto questo, nessuno di noi è alla guida di una macchina. No, stasera torniamo tutti con la M4. Esatto, perché dobbiamo andare a provare la Duomo San Babila, praticamente. La Duomo San Babila Linate, la nuova, ma perché? Ma chi la vuole aprire? Fate sentire. Oh, Madonna! No! Oddio! Non era programmata. Dio mio, qui abbiamo distrutto la redazione. Ragazzi, vogliamo ringraziare la dirigenza. Ringraziamo la redazione di Radio Libertà per aver permesso tutto questo. Io ripeto che non ne sapevo niente. No, ma veramente questo non era previsto. Ma abbonda anche, c'è bisogno di alcol qua. Tanto nessuno di noi guida.
Va bene, Grazie. Io direi di mandare in onda l'ultimo che l'ultimo pezzo, aspetta, no. Mancano ancora 5 minuti. Ci sono da sistemare qua un paio di robe, giusto un paio di robe. No, mancano ancora 5 minuti. Allora, dai, un breve... Dopo stasera non ci saremo più, quindi godiamoci questi ultimi 5 minuti. Fino alla fine, esatto. Allora... Mamma mia, voi non avete idea, voi ascoltatori, telespettatori, non avete idea del trash. Tieni, scogna. E dai, versati il bicchiere così facciamo un bel brindisi a questa prima e unica stagione. Grazie. E ovviamente, dai, tamponate dopo, ragazzi, dobbiamo fare il brindisi. Allora, bene. A Radio Libertà. Dai. A Radio Libertà. Voi mi mandate in carcere. Ai Barbari Eleganti e alla Libertà. Alla figa e ai piedini. Possiamo chiudere. Ma basta, questo possiamo chiudere. Regia, chiudi tutto che qua. Salute anche al nostro regista. Esatto. Salute. E ragazzi, no, nulla, cioè, cosa si può dire di più? Grazie a tutti. Grazie. All'anno prossimo. All'anno prossimo. Grazie. No, allora faremo uno speciale, faremo una puntata speciale a Pontida Giovani, la serata di Pontida Giovani, se vuoi spiegare bene che cos'è. Assolutamente, appuntamento importantissimo. A Pontida, la Pontida Giovani, 16-17 settembre. Noi ci troverete già probabilmente già dal 15, neanche dal 16 al 17, siamo il in prima 15 linea. sera. Il 15 sera, mi raccomando, prenotate i pullman, prenotate le macchinate, che vi aspettiamo tutti a Pontida, sul Pontida sacro suolo Giovani, di Pontida. e quindi insomma facciamo un ultimo saluto ai nostri ascoltatori. Ma in realtà sarebbe ancora presto, però vabbè, insomma, qua si vede che qua la gente non ha palesemente voglia di bisogna pulire, esatto. Abbiamo fatto 30 minuti di puntata al posto dei soliti 45. Grazie a ma tutti. Va bene lo stesso. Nulla, io direi un ultimo saluto, un ultimo grazie a chi ci ha seguito fin dall'inizio e a chi è arrivato finora a sopportarci, a chi ci ha amato, a chi ci ha odiato e soprattutto a chi ha ci ha fatto odiato, disastri. a Silvio Berlusconi sempre e comunque, sempre per lui. E ragazzi, a settembre forse, nel dubbio, grazie e ciao. Grazie. Avete ascoltato I Barbari